stasera, che piacere che mi fa incontrarmi di nuovo con te. Non lo vedi che stasera è una sera che mi va di restare con te. E se tu poco poco vuoi stare al mio gioco, qualcosa avverrà. Gira e va, se lava, 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 gira e va, se lava. Bentrovati, bentornati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci. Quindi salutiamo i miei compagni di viaggio, Florindo e Lorenzo. Grazie di essere con me anche in questa puntata. Stiamo arrivando alla fine, cominciamo a prepararci alla fine di questa esperienza. Siamo alla penultima puntata di questa 18ª edizione di Mille Voci e ci sono riuscita. Sono riuscita ad avere di nuovo ospiti i grandi amici di Mille Voci e di Gianni Turco, i Santo California! Ben trovati! Noi li abbiamo avuti ospiti nelle primissime puntate di questa edizione di Mille Voci, poi ho insistito, ho detto organizziamoci, vediamo che possiamo fare, perché loro hanno tantissimi brani di successo da presentare qui a Mille Voci e poi ci fa tanto piacere stare insieme, quindi grazie di avere accolto nuovamente il nostro invito. Grazie a voi. E ci ascoltiamo un altro dei vostri successi. Sì. Io l'ho già ascoltato in un'altra edizione di Mille Voci, ci siamo un po' innamorati tutti di questa canzone che è Gabbiano. Gabbiano, i Santo California a Mille Voci 2022 con Gabbiano. Un giorno da quel treno dissi aspettami. Un anno passa presto, tornerò. E tu con il pianto in gola mi scrivevi, io qui non vivo senza te. È notte, nel silenzio tutti dormono ed io dietro i vetri vedo te, con lui che ti stringe forte a sé. Sembri sua, io sto morendo dentro me. Io qui non vivo senza avrei voluto essere un gabbiano e volare lontano. Avrei voluto darti la mia mano e portarti lontano, in un posto nascosto nel mondo, dove io solamente ti parlo d'amore. Scusami se puoi, ma un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi. Io qui non vivo senza te. Io qui non vivo senza avrei voluto essere un gabbiano e volare lontano. Avrei voluto darti la mia mano e
California! Grazie. E prima di congedarvi, la voce che dice di questo libro che non ho finito mai di leggere mi richiama proprio un'altra vocina che persino io ho recitato in questa canzone famosissima. È stata una bella versione anche è stata una bella versione. È il nostro primo disco, cioè diciamo così, il nostro primo grande successo mondiale. Assolutamente, e quindi lo canteranno da casa, lo cantiamo qui noi in studio, tutti insieme facciamo questo omaggio a questa canzone che è diventata famosissima in tutto il mondo. I Santo California in Tornerò. Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è difficile un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, com'è possibile restare senza te? Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà, yeah. Amore, amore mio, un anno non è un secolo. Pensami sempre, sai, tornerò.
Grazie. I Santo California, grazie per questa grande emozione. Grazie di essere stati con noi anche in questa edizione. Grazie, un ultimo applauso va proprio ai Santo California, grazie. Grazie a tutti. Ciao Gianni. Gianni, come puoi immaginare ho bisogno del tuo aiuto, quindi la linea al turco. Sì, siamo tornati, tornerò e siamo tornati qui in studio. Adesso io resto con questo motivetto nella testa per un sacco di tempo, tutta colpa dei Santo California. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata e ho già qui in mano il suo CD, perché lui è stato ospite in una delle prime puntate di Mille Voci e ci ha portato questo CD in cui ci sono le sue canzoni, e già in quella occasione gli abbiamo fatto i complimenti perché lui canta la canzone napoletana in lingua napoletana, però in maniera di quelle, come dico sempre, che al turco piace, in maniera elegante, e lui è Paolo Cuccaro. Eccoci Paolo. E come avevo promesso tornerò. Infatti eravamo rimasti proprio in sospeso con questa possibilità, però il tuo disco veramente ci è piaciuto, che si intitola, dillo in napoletano. Campo, perché sono nato a Napoli. Quindi si tolgono tutte le finali quando, sì, le vocali. Le vocali finali non esistono. O solo mie, no? O sole mio, come cantano molti. Quindi tutto ciò che è napoletano è facile, perché si tronca il finale. Io ho preso lezioni da Gianni Turco per cantare in napoletano e lui è fissato con questa cosa, che il napoletano è una lingua e va cantata bene. Certo. Quindi questo è il tuo disco, tu sei un autore di musica, parole, quindi ed è da poco uscito questo tuo disco, quindi recente, quindi nuovo. Complimenti. Che cosa ci fai ascoltare in questa occasione? È il secondo brano del disco, che mi immagino di stare in una notte d'estate, purtroppo nel periodo del lockdown, quando noi eravamo tutti chiusi, e quindi una volta andai a camminare da solo, mi ritrovavo da solo e parlavo col mare, con la luna e con il sole. Che bella cosa, però romantica, nonostante fosse un periodo con difficile. Però un ritmo un po' antico e moderno. Bene, quindi Paolo Cuccaro in Una sera d'estate. Sera senza vento, un pensiero malamente, terra arena rindo scura, piera rinda all'acqua e mare. Sempre un motivo in capo accompagnava la camminata, non parlando con nessuno, solo cielo, mare e luna. Era una sera d'estate con mare, non tenevo coraggio di parlare. Luna non chiedeva né non ritornavano, non tenevano forza di cantare. E mi volevano sempre più solo, senza più sale, senza più sole, come brillava per me tempo fa. Era d'amore con l'anima e il cuore, che tutte notte faceva sonnare.
sempre un motivo in capo mentre stava là settato, non ci stava mai nessuno, solo c'era mare e luna. Era una sera d'estate che in nuvola si tratteneva nell'acqua perché non mi volevano infondere all'occhio che troppi lacrime teneva già. Perché la sera d'estate sto cielo m'aveva tutto coraggio e parlare, la raccontava con l'anima mio cuore, quello che è stato per me l'anno fa, quello che è stato per me fammi dare. Quello che è stato per me fammi dare. Guardami buona luna ruffiata, tu t'ha nascondeva non mi sentì, non t'ha nascondere da sti nuvole, guardami e senti tutta la verità. Se a Luca scusami non mi rispondere, l'ho già capito che non può parlare. 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 Paolo Cuccaro! Una new entry nella famiglia di Mille Voci, speriamo di riuscire a rincontrarci. Sarà in sempre altre il mio edizioni. piacere. Assolutamente, vi ricordo, se volete partecipare a Mille Voci e promuovere la vostra musica, lo potete fare seguendo le indicazioni che trovate sul sito di Mille Voci, millevoci.it, trovate tutte le email a cui mandare i vostri brani, le vostre foto, trovate il regolamento per promuovere la vostra musica qui a Mille Voci. E vi ricordo che Mille Voci la trovate tutte le puntate di queste edizioni di Mille Voci, di 18 edizioni, quindi anche questa, sul canale YouTube di Mille Voci, dove ci saranno anche tutti i singoli video di tutte le esibizioni di tutti i cantanti che si sono esibiti qui, quindi anche la tua. Un'ottima grazie. promozione per Paolo Cuccaro. Grazie. Grazie Paolo. Grazie di aver scelto Mille Voci per promuovere la tua musica. E adesso andiamo avanti con un ospite gradito praticamente fisso di questa edizione di Mille Voci, che è Domenico Bartolomeo. Eccoci. Ciao Daphne. Ben trovato, graditissimo ospite di questa edizione di Mille Voci, quindi ti abbiamo ascoltato cantare tantissime canzoni di cantanti e di autori della musica leggera italiana, e oggi la canzone mi piace tantissimo perché è una bellissima canzone, anche difficile perché tu scegli anche delle canzoni difficili da interpretare. A me piace proprio andare a cercarti i particolari, insomma, esatto. No? Però sei molto bravo, quindi ci fa piacere. Questa canzone è una di quelle che smuove un po' tutti, perché è Se bruciasse la città. Domenico Bartolomeo, dimmi. Dire una cosa che mi ha ricordato adesso un attimo fa il nostro amico Franco Fasano. Dimmi. Questa canzone l'ha scritta Giancarlo Bigazzi. Sì. E quest'anno ricorre il 10° anno che purtroppo è scomparso. E Bene, quindi un ulteriore omaggio di Domenico Bartolomeo qui a Mille Voci. Grazie. Se Grazie. bruciasse la città. Grazie. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei.
cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me, non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo sono io. Quel prato di periferia che ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te, per te. Grazie a tutti. Grazie per questa bella emozione con Se bruciasse la città, l'ho cantata tutta. Grazie, Bene, grazie a te. Domenico Alla prossima. Bartolomeo. Se brucia Turco, anch'io voglio cantare questa canzone, facci un pensierino che mi piace proprio. Allora, hai nominato proprio tu, Domenico, il nostro ospite Franco Fasano, ed è da lui che mi dirigo, proprio dal nostro Franco. Eccoci. Ciao Franco. Ciao. Adesso, come in tutte le puntate finora, il Turco mi riprende mentre io salgo in maniera poco elegante, un po' elefantesca, giusto, per la mia stazza, salgo su questa sedia. Eccoci qua. Allora, mi sono accomodata, non so se si è visto. Bene, perché ormai questa è la postazione che tutti conoscono, perché è dall'inizio dell'edizione di quest'anno che sapete che quando mi siedo qui scatta l'intervista al Fasano. Adesso lui diventa il Turco e tu diventi il Fasano. Ma lui è l'unico turco napoletano, oltretutto. Lui è l'unico turco napoletano, quindi è inimitabile. E io mi siedo qui per parlare con te un po' di questo libro, e praticamente abbiamo raccontato dalla prima puntata di Mille Voci di quest'anno un po' la storia di come nasce questo libro, di quali sono i contenuti, dei 33 capitoli, Massimiliano Beneggi che lo ha scritto con te. Non abbiamo ringraziato Marco Sacco, che è l'editore. Quindi ringraziamo quindi, anche. visto che oggi è l'ultima... Abbiamo dal Muretto di Alassio al Festival di Sanremo. Sì. E parliamo invece della seconda parte di questa frase, che è dallo Zecchino d'Oro alle sigle dei cartoni animati, perché voi dovete sapere che il nostro Franco, lui ha scritto delle canzoni bellissime, romantiche, ha vinto il Festival di Sanremo, ha partecipato lui stesso a tanti festival, ma io vi faccio vedere una chicca, guardate questo contributo. Se pensi al mare, un seme piccolino di un melograno, un filo d'erba verde in un grande prato, una goccia di rugiada, che cos'è? Il passo di un bambino, una nota sola, un segno sopra un rigo, una parola. Qualcuno dice un niente ma non è vero, perché lo sai perché. Goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l'altro si va
omaggio Che meraviglia. c'era anche Marielle Ventre, che io la vedevo sempre di spalle quando ero bambino in bianco e nero, e averla incontrato, e lo racconto lì, nei corridoi dell'Antoniano, proprio nel 94, quando c'è stata questa idea, è stata un'apparizione, perché insomma lei, Mago Zurlì, io poi ho conosciuto Cino Tortorella, che poi è stato l'ideatore non soltanto dello Zecchino d'Oro ma anche dell'idea della TV dei ragazzi. E insomma si è diciamo chiuso un cerchio aprendone un altro, perché io poi dal 94 in poi io mi sono proprio dimenticato di scrivere le canzoni per il festival, perché mi divertivo. Eri troppo occupato a ma mi scrivere per divertivo i bimbi. proprio a scrivere queste canzoni che evidentemente facevano parte. Ma sai che questo libro si sarebbe dovuto chiamare Goccia dopo goccia, perché era la canzone preferita di Massimiliano Beneggi. E poi aveva scoperto che quel Fasano lì, scritto sotto le canzoni per bambini, era lo stesso autore delle canzoni che compravano i genitori. E quindi lui voleva intitolarla Goccia dopo goccia. Infatti il mio primo lettore di questo libro è stato proprio Emilio Di Stefano, che è l'autore di questo meraviglioso testo, che tra l'altro è finito su tantissimi libri scolastici, perché è un po' un manuale di come bisognerebbe imparare a fare le cose, senza fretta, con calma, e non dimenticandosi che il viaggio che si fa serve per costruire, no? Totalmente diverso da quello che viviamo oggi. Che va tutto di corsa. Esatto. È carina anche l'aneddoto di Emilio Di Stefano quando vi incontrate, che tra l'altro ha fatto una gaffe pure dicendo sì, ma lo sai che a Sanremo quest'anno, mamma mia, hanno pure fatto cantare uno che cantava un'isola alle Hawaii, e tu tutto rosso che non sapevi come spiegargli che eri proprio tu quello che cantava, che aveva cantato un'isola alle Hawaii. Quindi è anche un libro dove ci sono degli aneddoti divertenti. E tu hai scritto tante canzoni per lo Zecchino d'Oro, hai fatto anche il direttore artistico, no? dello Zecchino d'Oro per un periodo. Allora, innanzitutto, se io ho iniziato a scrivere per lo Zecchino d'Oro è grazie al fatto che andai per rincontrare Maria Perego. Maria Perego, per intenderci, è stata la mamma di Topo Gigio, e lì incontrai nei corridoi Paolo Zavallone, il maestro Paolo Zavallone, per il quale io facevo il corista da ragazzino a Torino, e lui mi ha detto: ma come vieni qui all'Antoniano e non sai che bisogna scriverle qui le canzoni, non a Sanremo? Ho detto: ma io non l'ho mai fatto, provaci. E poi ho avuto la fortuna la mia prima canzone è Goccia dopo goccia. E sentite quest'altra invece? 386 486 586. E quanti mega di RAM? Ce l'hai il PC? No! Non hai un PC? No! Io che ce l'ho? Io sì che posso andare su autostrade telematiche per il mondo, navigare dalle Alpi alle piramidi, su nel cielo e in fondo al mare. Basta un clicchino con me, brontosaurio e scimpanzé, ippopotami e mammut, eccezionale! E se poi voglio strampare c'è lo spazio interstellare, in un attimo son lì col mio PC, in un mondo cibernetico e ipertecnologico, tra strade telematiche, veramente mega byte. È meglio Mario, che certe cose le dimentica. È meglio Mario, che non è un genio in matematica, perché vuoi mettere una corsa in bicicletta e poi tuffarti in un gelato al cioccolato. È meglio Mario che un campione di È No, meglio Mario. Mi divertiva perché c'è Caterina qui che la sa a memoria. Io sono sono sanremese, fan sanremese e fan dello Zecchino d'Oro, quindi praticamente le canzoni del maestro Fasano per senior e junior diciamo che le conosco abbastanza. Perché poi le canzoni dello Zecchino d'Oro fanno parte un po' del patrimonio musicale di tutti noi, perché è cresciuta proprio come
come trasmissione. Alla fine non la seguono solo i bambini, la seguiamo tutti davanti alla televisione. No, la cosa clamorosa è che questi bambini che avete visto, adesso qualcuno è già mamma di famiglia, papà, beh, certo. perché sono passati già 30 anni e devo dire che però io le guardo sempre e me le ricordo quelle forti emozioni, perché vedete, scrivere per i bambini non è da serie B. E questa cosa me l'ha detta proprio Bruno Lauzi, che ha scritto tante canzoni, se voi pensate all'appuntamento, almeno tu nell'universo, Mia Martini, per dire, no? Tra l'altro io nel libro parlo anche in un capitolo quando Mimì, che aveva deciso di cantare una mia canzone ma voleva che gli scrivesse il testo, che le scrivesse il testo. E io dicevo, ma io scrivo le musiche più che altro. No, se tu scrivi per i bambini sei pronto a scrivere anche per me. E quando queste grandi anime hanno questo rispetto e non hanno mai dimenticato del bambino che è in loro, e questo ti fa la differenza. Ma poi quest'anno allo Zecchino d'Oro ci sono tantissimi, sono arrivati tantissimi autori anche che hanno scritto per grandi. Tra l'altro quest'anno è arrivato anche Checco Zalone, per dirti, l'anno scorso Baglioni, Masini, il mio collega che ho conosciuto a Sanremo nel 90. Insomma, il confine tra canzoni per grandi e per bambini esiste fino a un certo punto. Esiste nel linguaggio sicuramente, dove tu devi cercare di immedesimarti e toccare degli argomenti che i bambini divertono, come una delle canzoni più famose, perché Emilio Mario vinse, è stato il mio primo Zecchino d'Oro da vincitore, ma non è sempre stata con neanche Emilio... quella più famosa. No, la più famosa è questa. Ragazzi, io quando ho saputo che l'aveva scritta Fasano... No, fantastico. E hop, hop, hop. Ma questa canzone è incredibile. Pensate che in quel periodo, l'anno dopo, usavano scegliere le canzoni che avevano avuto più successo e a cantarla invitarono Max Pezzali. Ecco. È stato 6 mesi in classifica con la registrazione della televisione. Catalin Cammello. Esatto, in una radio lì vicino a Bologna. Allora, grazie Franco della tua partecipazione a questa edizione a 1000 voci. Grazie perché ci hai dato anche la possibilità di presentare tutte le tue canzoni, ma anche questo libro che io ridico per l'ennesima volta, ho letto 2 volte, l'ho letto con piacere, non solo perché volevo essere preparata per presentare questo libro, ma perché è veramente un libro ricco di bei sentimenti ed è veramente una bella storia. Quindi, se avete l'occasione, leggete Io amo di Franco Fasano. Grazie a tutti. E nella vita può succedere di tutto, anche di scrivere una canzone che canta la regina delle canzoni per i bambini, Cristina D'Avena, e poi succedono delle magie. Per esempio, alcune canzoni che ho scritto per lei sono state poi rincise in duetto con Neck, con Erma Metal, e devo dirti che quest'anno c'è stata questa botta di vita, perché la Calimero Dance l'ha incisa niente poco di meno che con Cristiano Malgioglio. Ah, beh, no, Cristiano Malgioglio che canta una tua canzone non ce lo possiamo perdere. Fa lui. Questa è bella. Grazie Franco, grazie veramente ciao di tutto. Ciao a tutti, grazie. Di cuore. Ciao. Bene, allora sapete che facciamo? A parte evitiamo qualche danno, mi porto Caterina, vieni Caterina Ferri, mi porto Caterina al centro dello studio.
visto che cantavamo insieme le canzoni dello Zecchino d'Oro di Fasano. Tra l'altro ho avuto l'onore di cantare, ovviamente non dico l'anno perché poi fate il conto, con la grande Maria Leventre, 44 gatti. Lei mi accompagnò al pianoforte, eravamo a Bologna, io piccolissima, ma ripeto, non voglio dire l'anno. Caterina, o forse io non invece ero neanche nata, siamo, non lo so. no, non lo siamo, allora abbiamo molte cose in comune. Io invece l'anno lo dico, era il 1979 e io vincevo le selezioni regionali della Toscana dello Zecchino d'Oro cantando La Madonna è andata al mercato. Poi all'Antoniano di Bologna non mi hanno voluto, adesso sono troppo vecchia per farmi raccomandare da Fasano per andare allo Zecchino d'Oro. un duetto per cui io la e cosa te scritto si da poteva Fasano fare, per io lo e te Zecchino che si cantavamo faceva. allo Zecchino d'Oro scritte da Fasano. Allora, Caterina Ferri invece è un bel ritorno qui a Mille Voci, è stata già ospite in questa edizione in un'altra puntata, è un graditissimo ritorno. Che cosa ci fai ascoltare in questa puntata? Porto un piccolo pezzo di teatro in televisione, perché è un brano che io generalmente appunto faccio a teatro, è scritto da Astor Piazzolla, è tratto dall'opera Maria de Buenos Aires, ma probabilmente i nostri telespettatori l'hanno ascoltata nella versione di Milva. Io ovviamente proporrò la mia versione tutta personale. Caterina Ferri! Grazie. Yo soy María de Buenos Aires, María, no ven que sé yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies come ratón en mi trampa ha de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Sin bandoneón me provoca tiartata, le muerdo fuerte la boca tiartata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando el misterio me viene trepando en la voz y canto en tango que nadie jamás cantó y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque mañana soy con el ayer de pues che. Tarararaira. María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven que sé yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo. Caterina Ferri! Grazie.
Grazie, che bella esibizione, anche balli, canti, quindi voglio dire, tu fai spettacoli. Sì, insomma, sono una musical performer, quindi mi esibisco praticamente sempre a teatro con un musical, oppure ho avuto anche l'onore di condividere concerti con tanti altri artisti. Giovanna Nocetti, che è stata ospite da voi per tanti anni, amica di Mille Voci, la grande Orietta Berti, cioè sfatiamo questo aneddoto a Mille Voci prima di lasciarti. Orietta Berti ha fatto il terzetto, no? Con Fedez, Achille Lauro e Orietta. In realtà il primo terzetto Orietta Berti l'ha fatto con me e Giovanna. Ah, ecco, vedi? Prima ancora di Fedez e Achille Lauro, quindi diciamo che abbiamo dato l'input per poi farlo con gli altri. Complimenti Caterina Ferri, grazie. Complimenti a te, Daphne. Grazie. Ciao. Grazie Caterina. Ah, vedi Florindo che bravo con questo violino, proprio ci ricrei questa atmosfera, sentite che magia. Bravi, vedi? Bravi i nostri Lorenzo e Florindo, complimenti. Florindo poi con questo violino. Bravi! Ed è la volta di un altro graditissimo ospite che si promuove all'interno di questa trasmissione, che è Stefano Gasparrino. Buonasera Daphne. Ciao ben Stefano. Trovata. Ben trovato, grazie, bentornato a Mille Voci. Grazie. Noi abbiamo già avuto modo di sentirti cantare in una delle prime puntate di Mille Voci. Sei tornato a trovarci e ci fa molto piacere. Ci hai raccontato che tu vieni da Napoli e hai iniziato facendo il piano bar La Gavetta. Sì. E poi da qualche anno ti esibisci con le tue di canzoni. Sì, assolutamente. Questa che canterò stasera è intitolata Cresco, scritta da me e da Selvaggio Aravelli con le musiche di Tony Aprile. Con questa canzone io racconto la mia emozione più grande, non ancora vissuta però. È molto interessante. La tua emozione più grande ancora non vissuta. Bene, Stefano Gasparrino a Mille Voci. Buonasera, grazie a tutti. Se mi impegno a non piangere, scriverò una canzone, scriverò di te, del mio più grande amore, porterai il suo nome, quello di mio padre, che adesso è con Dio, e gli somiglierai come gli somiglio io, girerò le tue pagine come un libro aperto, con la paura di fallire che ancora mi urla dentro, in tutto questo tempo in cui ti ho solo pensato, in cui sei stato un bisogno che poi ho abbandonato. Cresco perché questo viaggio è un sogno per me, ho pianto sale e sono stato male nell'assenza di te, perché un figlio è un desiderio che si impone, che fa battere forte il cuore tra le note di una canzone. Cresco perché il pensiero di te mi emoziona, anche se passano gli anni, quell'idea non mi abbandona, non sarà la cicogna a portarti da me, ma somiglierai a tuo padre, proprio come me. Proprio come me. E mi impegno a non piangere quando ti avrò tra le mani, mentre sento il tuo profumo e mi interrogo sul domani, mentre cerco tra le nuvole le tue ali, perché ancora mi specchio nel rimorso della vita, mentre aspetto che la mano tu mi stringa tra le dita, e tutto questo aspettarti non sia stato vano, che sia un giorno non lontano. Cresco perché questo viaggio è un sogno per me, ho pianto sale e sono stato male nell'assenza di te, perché un figlio è un desiderio che si impone, che fa battere forte il cuore tra le note di una canzone. Cresco perché il pensiero di te mi emoziona, anche se passano gli anni, quell'idea non mi abbandona, non sarà la cicogna a portarti da me, ma somiglierai a
Grazie, grazie. Stefano, che bella canzone, ed è vero, te lo confermo, essere genitori è una grandissima emozione. Grazie. E tu sei riuscito anche a raccontare proprio bene l'emozione dell'attesa, del desiderio, no? Bello, È veramente stato un bello. po' difficile, È stato però. impegnativo, Sì. emotivamente immagino. Però Grazie, complimenti, Come. una bellissima Grazie, canzone. grazie, Stefano grazie a tutti. Gasparrino, Buonasera grazie. a tutti, grazie. Bene, e dopo questa emozione andiamo avanti. Ok, a chi tocca? E invece no! Vi avevo preparato e vi avevo preparato bene, invece non tocca a me, tocca a te. Vieni qui, Florindo Cimei. Ho sbagliato ancora una volta. Per una volta che ci avevi azzeccato. Per una no? volta che ci avevo azzeccato ho sbagliato ancora. Adesso ormai dopo alla fine di questa edizione ancora non abbiamo capito come funziona. Vabbè, Abbiamo ancora tempo però per Sì, mica colmare tante- questa lacuna. Fino all'ultima puntata, la prossima, siamo arrivati. Ce la possiamo fare. Allora, a parte gli scherzi, Florindo Cimei è il mio compagno di viaggio insieme a Lorenzo di questa edizione di Mille Voci 2022 e lui anche scrive canzoni, oltre a essere un musicista e a suonare benissimo il violino come abbiamo sentito. Grazie, sei troppo componi, scrivi, arrangi, testi, musiche, e la canzone che ci fai ascoltare oggi si intitola? È una canzone scritta tanti anni fa che ho registrato in 45 giri, in realtà, appunto pensando a tutte queste cose. Finalmente un 45 giri, tempo fa l'ho fatto anch'io, tempo fa, anni fa, e siccome non c'erano soldi, c'era una versione A, il lato A di questo 45 giri in italiano, e dico non c'ho soldi, che faccio? L'ho cantato in francese e ce l'ho messo al lato B. Ti faccio sentire. Che versione ci fai sentire? La versione il lato B francese, In francese, di questa canzone che si intitola Marni. Quindi Florindo Cimei in Marni. Grazie. Jamais elle ne devra savoir. Et moi, la peine qui m'opprime, l'angoisse pour cette histoire d'hier, pour cet amour quand les firmaments de cette vie qui m'a offert seulement de rêves et des illusions amères. Qu'est-ce la haine, la rancœur? Je pense une distorsion de l'amour, toujours ancré en moi le souvenir. La joie de nos rires, nos pleurs, nos étreintes, nos yeux dévoilés sans timidité, la confidence de notre intimité. Oh, Marni, jamais tu ne comprendras que mon dessein n'est pas uniquement les succès comme moi je les rêvé. Avec mes chansons dissonantes, ce violon vient peu désaccorder, et ces notes qui vibrent et qui s'envolent. Marni, non, tu ne sauras jamais combien est doux et fort cet amour. Comme me vit désormais cette bouteille, maintenant que tous sont partis de cette arène immense et délirante qui jusqu'à maintenant m'applaudissait. Tu ne saurais jamais que je ne suis plus le même homme que j'étais une fois, qui te serrait fort contre son cœur et qui fleurait doucement ta peau de satin. Marni, 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 Marni.
Florindo, ma eravamo vicino a Lorenzo e mi ha fatto sorridere, mi ha detto guarda dietro, guarda il video. Mi sono girata, eri tu in quel video che suonavi il violino con gli occhiali, i famosi anni fa. 1984 nel video, mentre lui cantava, c'era lui protagonista di questa Marnie. Bene. No, non parliamo di chili, lasciamo stare. Comunque, con l'occasione, grazie Florindo Cimei, con l'occasione vi ricordo che Mille Voci è visibile praticamente ovunque, quindi possiamo ospitare cantanti da tutto il mondo che cantino in qualunque lingua, quindi in francese, in inglese, in tedesco, in brasiliano, perché noi arriviamo ovunque. Ci trovate sul canale Mille Voci, sul canale YouTube di Mille Voci, ma poi andiamo sul satellite, sulle varie televisioni, quindi riuscite a vedere Mille Voci in tutto il mondo. Questo per chiudere la puntata. Adesso invece la domanda la faccio davvero. Per chiudere questa puntata, fatevi un conto veloce, voi che siete stati con noi. Chi manca? Io? Oh, Florindo. No, Lorenzo ha alzato la mano, ma no, non manca neanche Lorenzo. E allora? Daphne, giusto. Grazie. Mi autopresento. Come le stelle noi, soli nella notte noi ci incontriamo. Come due stelle noi, silenziosamente insieme ci sentiamo. Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te. Quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Come due stelle noi, riflessi sulle onde, scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre, noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazzo, ciao. Io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci
con Figli delle Stelle chiudiamo questa puntatona di Mille Voci, quindi invito i Santo California ad unirsi a me, Paolo Cuccaro. Venite anche voi, Florindo Cimei, Lorenzo, Caterina Ferri, Stefano mi sto impicciando, Gasparrino, Domenico Bartolomeo. Salutiamo Franco Fasano che è dovuto andare subito via. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi. Grazie alla regia, grazie a tutti i tecnici. Comincio a dirlo da adesso perché la prossima sarà l'ultima puntata di questa edizione 2022 di Mille Voci, quindi inizio già a ringraziare tutti per questa grandissima emozione vissuta insieme. Un bacio e un saluto al Turco ed insieme cantiamo la sigla! Per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci solo qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Prossima puntata